Bomba! Di grande impatto ha appena scosso la notte di Napoli e ha messo la tifoseria del Napoli in stato di massima allerta. Siamo tornati con un nuovo aggiornamento speciale sul nostro amato club, portando dettagli che contano davvero e aiutano a capire cosa si sta costruendo dietro le quinte. Come sempre, l'impegno qui è crescere, filtrare l'essenziale e consegnare le notizie più attuali e rilevanti. Prima di entrare in questo tema che sta già facendo discutere, lascia un like al canale e iscriviti per non perdere nessuna novità. L'argomento di oggi sta alimentando dibattiti intensi sul futuro del Napoli, perché segnali chiari indicano che qualcosa di grande, strategico e fuori dall'ordinario sta prendendo forma lontano dai riflettori. Dietro le quinte del mercato, un nome ha iniziato a circolare con forza tra dirigenti, intermediari e analisti: Ellieway. L'attaccante era seguito con attenzione dal Napoli, secondo quella logica che il club adotta da anni. Anticipare le mosse, studiare profili giovani, versatili e con margini di crescita prima che il mercato si gonfi. Wai rientra perfettamente in questo identikit. Un giocatore offensivo capace di ricoprire più ruoli, con mobilità, intensità e lettura degli spazi. Caratteristiche che attirano sempre l'interesse di progetti ambiziosi come quello del Napoli. Il monitoraggio c'è stato, è stato reale e tutt'altro che superficiale. Il nome era davvero sul taccuino. Secondo le informazioni diffuse dallo specialista di trasferimenti internazionali Ekrem Konur, il Napoli non è stato l'unico a osservarlo. Altri club importanti del panorama europeo hanno seguito da vicino la situazione del giocatore. Lille, Galatasaray, Atletico Madrid e Borussia Dortmund hanno analizzato report, numeri, rendimento e proiezione futura. Questo, da solo, chiarisce il livello dell'atleta e spiega perché il Napoli abbia mantenuto un'attenzione costante. Tuttavia, come spesso accade nel mercato, l'interesse non equivale all'affondo finale. Spesso contesto, tempistiche e strategia pesano più della volontà iniziale. Ed è proprio ciò che è successo. Nonostante le voci e la curiosità dei tifosi, l'operazione non è mai arrivata a una fase decisiva. Ellieway, di proprietà dell'Eintracht Francoforte, non sarà un rinforzo del Napoli in questo momento. La dirigenza ha valutato gli scenari, soppesato i costi, analizzato la concorrenza e concluso che la mossa non si inseriva perfettamente nella pianificazione immediata. Nel frattempo, il mercato ha continuato a muoversi. L'esito punta verso un prestito del giocatore al Nizza, in Ligue 1, già nella prossima finestra di gennaio. Un'operazione che soddisfa il desiderio dell'atleta di avere più minuti e l'interesse del club tedesco a valorizzarlo. Questo episodio lancia un messaggio chiaro su come il Napoli operi dietro le quinte. Il club osserva, studia, si muove in anticipo, ma affonda solo quando tutti i pezzi del puzzle si allineano. Non ogni nome monitorato diventa un acquisto. Ed è parte di una gestione che cerca equilibrio tra ambizione sportiva e responsabilità finanziaria. Allo stesso tempo, rafforza l'idea di un Napoli attento al mercato internazionale e pronto ad agire quando si presenta l'occasione giusta. Al momento giusto. Ora voglio sentire voi, tifosi del Napoli. Secondo voi il club avrebbe dovuto affondare per Ellieway o è stata corretta la scelta di non chiudere l'operazione? Questo profilo avrebbe senso nell'organico attuale? Lasciate la vostra opinione nei commenti, discutiamone insieme. E se vi piace questo tipo di contenuto approfondito, valutate di inviare un super thanks per sostenere il canale e aiutarci a portare ancora più informazioni esclusive sul nostro Napoli.